Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me? Ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Ho fame anch'io e non soltanto di te. Che bella sei, sembri più giovane. O forse sei solo più simpatica. Oh, non lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessuna, no. Ho solo ripreso a fumare. Sei ancora tu. Purtroppo l'unica, ancora tu, l'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Sei ancora tu, purtroppo l'unica, ancora tu. Buonasera, di nuovo a voi la linea. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. No, e invece non ci vediamo, ma ci risentiamo, visto che è la radio, amici e amici miei, ma non dell'avventura. A proposito, ma lo sapete com'è nata questa canzone di Lucio Battisti, Anno di Grazia 1976, dall'album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera? Dal fatto che Mogol aveva smesso di fumare e si era ritrovato però casualmente a comporre, non si sa come né perché, con una sigaretta in mano. E quindi ancora tu, ma non dovevamo vederci più. E da qui uno dei pezzi più iconici della storia d'Italia. In questa parte di trasmissione avremo solo pezzi del 1976, perché quest'anno sono 50 anni di tante cose, lo dicevo stamattina, le radio libere, la svolta del Midas, il sorpasso che non ci fu del PC sulla DC, la nascita per esempio di Repubblica, lo scandalo Lockheed, Seveso e molte altre cose ancora. Sono passati 50 anni. L'Alfetta GT che passò a 1016 ecco, se non ci piazzavi una Alfetta non eri contento. Non devi dormire stasera se non ci piazzavi l'Alfetta. E vabbè, ma nel 76 nasce l'Alfetta GTV 2000, quella con i due baffi. Ma quante ne sa, ma quanta Natalia, invece il io 1800 passò, ci misero il 1600. Siamo due persone fortunate, ma quante cose impariamo in quest'ora di Antonino Danna. Io, quando finisco quest'ora qua, mi sento più intelligente. Non so come mai, mi guardo allo specchio e dico, poi passa subito. Dopo 10-15 minuti. Mamma mia, i 200 euro sono sotto i lavandini in bagno. Mi lasci questa cosa che mi guardo allo specchio e dico, cavolo Lorenzo, come sei intelligente dopo quest'ora qua, guarda, veramente è una cosa.
E vabbè, più bello non te lo puoi dire perché io Più non faccio miracoli, ma anche un pazienza. pochino più bello, anche mi fai anche un pochino più Pure, bello. Più alto e pure. biondo, più alto e biondo, anzi sono Addirittura bianco biondo, soprattutto. mamma mia che Bianco, gnocca. io sono mezzo biondo, sono un castano chiaro, che sta Vabbè, diventando grigio-bianco, però purtroppo. vabbè. No, io invece sono un paglieffieno di quelli che si fa a Miami, per citare Gallo Cedrone di Carlo Verdone. Senti, va. Dica, ritorniamo un po' un attimo, a parte che poi avrei tutta la seconda parte, mi sembra, di trasmissione, e naturalmente mi rimarrò in religioso silenzio ad ascoltare, e dall'altra parte, dalla parte dei radioascoltatori, fra poco, perché sarà molto interessante, soprattutto quando si parla di Iran e di quello che sta succedendo in giro per il mondo. Però, insomma, cosa vogliamo rimanere? Vogliamo rimanere, insomma, gogliardici per i prossimi 10 minuti? Vogliamo far finta di essere seri? Perché è una scelta, anzi, potremmo fare un sondaggio con i radioascoltatori. Volete che vi portiamo alle Ma intanto apriamo 18:30? il telefono, va, Va bene, vai. 0292947222. Se ci volete telefonare siamo a tema libero, tanto per cominciare. Secondariamente, la cosa che io mi dico è che veramente... Dittala. Cosa ti dici? Dittala. No, ci troviamo davanti a un anno che naturalmente, sai, ogni anno, l'ho già detto stamattina, ogni anno è una risma di carta con 365 fogli. Siamo già al secondo consumato, però la cosa più importante è che ognuno di noi ha la libertà e nessuno ce la può levare di scrivere parole nuove. Quindi anche qui io spero di riuscire a scrivere parole nuove con questa trasmissione, continuare appunto a portarvi in mezzo ai fatti, a raccontare in mezzo ai fatti, tra le parole nuove che vorrei raccontare, per esempio la libertà nell'Iran. Questo sarebbe qualcosa di epocale, perché un Iran che torna alla democrazia, che rientra, che si avvicina di nuovo all'Occidente, quindi abbandonando Russia e Cina, che fa gli accordi di Abramo e gli accordi di Ciro, cioè accordi di collaborazione diretta con Israele. Peraltro Israele e Iran sono sempre stati due paesi alleati, non si sono mai guardati in cagnesco fino al 1979, l'anno della rivoluzione khomeinista. Quindi, ma voi vi immaginate cosa diventerebbe il Medio Oriente? Sarebbe la fine di Hamas, la fine degli Houthi, la fine di Hezbollah. Significherebbe stabilizzare l'area, creare nuove opportunità di business e di investimento. Petrolio a strafottere per tutti quanti, che significa crescita economica. Anche per la tua alfetta. Io l'alfetta non ce l'ho, c'ho la 166, ho fatto il pieno oggi. Però voglio dire, significa petrolio, significa sviluppo, significa capacità di start-up di Israele, più le risorse dell'Iran, più l'Arabia Saudita, più tutte le petromonarchie del Golfo. Ma voi vi rendete conto che cosa diventa? La Las Vegas dell'Asia praticamente, cioè lì veramente vai a fare qualsiasi cosa. E soprattutto è un fattore enorme di stabilizzazione della pace mondiale. E queste sono ricadute a cascata che possono essere veramente per tutti, veramente per tutti. La faremo essere un po' positivi, quindi. A me la cosa che mi interessa è riuscire a guardare il futuro pensando che si può costruire, lavorare. E negli ultimi anni purtroppo invece è stata la controtendenza, sempre quello di... Abbiamo una telefonata. Vai, pronto chi è? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ehi. Allora, volevo proprio fare un intervento brevemente su quello di cui stavate parlando. Dopo sarà per me una grande gioia poter ascoltare l'intervista che hai fatto al responsabile Mario Filippo Italia, Brambilla, sì. del figlio dello scià di Persia. Allora, sicuramente quello che hai detto tu sarebbe un botto mica da ridere, perché spazzare via quei fanatici che ci sono lì vorrebbe dire dare una botta non indifferente allo sciismo, che viene considerato dai sunniti praticamente una blasfemia. Però io penso che in Occidente, soprattutto in parte degli Stati Uniti, è proprio quello che non vogliono, perché avere il petrolio iraniano darebbe un'altra botta molto importante al petrolio ottenuto con gli scisti, il fracking, perché il fracking più di tanto non può costare, cioè più di
non deve andare, mi sembra, sotto i $60 per essere commerciabile, perché costa di più che l'estrazione da pozzo. E quindi non so quanti veramente avrebbero interesse. Anche l'Arabia Saudita, leggevo su Scenari Economici ieri o l'altro ieri, ha paura che il petrolio scenda troppo perché fermerebbe gli investimenti di MBS. Quindi, come tutte le cose, c'è una parte della moneta che sorriderebbe, l'altra parte della moneta che secondo me farà di tutto per evitare che l'Iran crolli e cada, soprattutto anche i paesi che sono storicamente alleati dell'Iran nello stesso Medio Oriente, come ad esempio il Qatar, come ad esempio anche l'Egitto e la Turchia temono che possa crollare il regime iraniano. Quindi, però, io personalmente sto facendo il tifo. Poi un'altra cosa, e chiudo, c'è anche il problema di Xi Jinping, che secondo me sta facendo di tutto per riuscire a mettere le mani su Taiwan, perché Taiwan per loro è un pezzo della Cina, e poi anche perché è il più grande paese produttore di chip, di microchip. È vero che la Cina sta facendo di tutto per diventare autosufficiente nelle cose più importanti, anzi se possibile in tutto, proprio perché il giorno che deciderà di attaccare Taiwan non potranno inchiodarla dicendole io non ti vendo più sta roba, e lei potrebbe praticamente fallire. Magari cadrà per altre ragioni, non certo perché rovesceranno il regime, perché anche la Cina ha i suoi problemi economici, soprattutto di domanda interna. Però staremo a vedere. Secondo me sarà un anno molto molto dinamico. Buona serata a tutti. Ciao Marco. E allora Antonino? Allora, io ti posso dire questo. Ho scritto un pezzo per Italia Oggi che dovrebbe uscire domani o la prossima settimana, nel quale analizzavo proprio la questione Taiwan. Bene, vi do una notizia, ve la do io, visto e considerato che in questo paese ci occupiamo più di signorini e di corona che delle cose serie. Allora, voi dovete sapere che nei cantieri navali di Guangzhou, nella Cina meridionale, sono state notate 5 nuove chiatte. Sono delle chiatte molto particolari, perché sono delle chiatte che hanno un lungo ponte estensibile a prua. Sono delle chiatte che permettono di operare su fondali molto bassi, e questo permette soprattutto di sbarcare in massa camion e carri armati. Ne risultano 5 per adesso, da 3 a 5. La seconda cosa che vi dico, i cantieri navali di Guangzhou hanno sviluppato una specie di portaerei lunga 200 metri, che in realtà è una portadroni con capacità portaelicotteri. È molto bassa come profilo sul livello del mare, sul pelo dell'acqua. Anche questo lascia intendere che questo mezzo sia un mezzo più inteso per operare in acque basse, quindi in appoggio a uno sbarcanfibio, che non in alto mare, anche perché i cinesi in questo momento hanno 3 portaerei di medio tonnellaggio, una è un'ex nave sovietica che hanno riadattato loro, 3 portaerei di medio tonnellaggio che però già adesso permettono di superare la cosiddetta prima catena di isole e di proiettarsi verso il Giappone. L'idea è di svilupparne almeno altre 2-3, tra cui probabilmente una a propulsione nucleare, perché per adesso sono tutte a diesel. E l'idea è che il mezzo a propulsione nucleare può ovviamente superare la cosiddetta seconda catena, quindi andare oltre Guam, che è una delle basi principali americane nel sud-est asiatico, e significa minacciare non poco gli interessi degli americani, ma anche avvicinarsi a toccare gli australiani e compagnia bella. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i cinesi vogliono proiettare la loro forza nell'Oceano Pacifico e più in generale in tutti i mari, ma soprattutto stanno allestendo degli strumenti che permetterebbero loro uno sbarco a Taiwan. L'ultima cosa che è stata osservata sempre recentemente in questi cantieri di Guangzhou è un particolare trimarano che viene stimato in circa 300 tonnellate. Cioè pensate che
il Savonarola ne fa un centinaio, se non sbaglio, giusto? Sì, no, di più. Tonnellate siamo già a 150, quindi poco più grande. Quindi un coso un po' più grosso del Savonarola, che vi garantisco che è un grosso peschereccio, ecco, a trimarano, però telecomandato. Anche questo può operare in appoggio a operazioni anfibie, anche perché dispone di 4 lanciatori in celle di missili. Quindi questo coso può essere pilotato fino alla costa e dalla costa o vicino alla costa lanciare missili e cominciare a bombardare l'isola di Taiwan. Ecco, questo è quello che stanno costruendo i cinesi. Ma l'hai già pubblicato questo pezzo? No, uscirà nei prossimi giorni, l'ho spedito ieri pomeriggio. Però, ragazzi, cioè, se volete parliamo di signorini, parliamo di Corona, parliamo di quello che volete. Ma sì, ma guarda... Le cose un po' più serie sono queste. C'è una potenza che non vuole essere più seconda nel mondo, e questa potenza è la Cina. L'altra cosa è che accanto a questa potenza che non vuole essere più seconda nel mondo c'è un suo alleato, che comunque è ancora alleato, anche se per adesso i cinesi non hanno messo mano a Teheran, il cui regime probabilmente rischia di cadere. E se cade, questa è una grossa vittoria per l'Occidente e per Israele. Questo è da vedere, questo è da vedere. Resta comunque un fatto, e il fatto lo diceva stamattina Rampini sul Corriere della Sera, nel commentare il discorso di Capodanno di Xi Jinping. Ma com'è che 27 milioni di taiwanesi non hanno assolutamente voglia di prendere su di sé il modello cinese, di entrare nel mondo, nel fantastico mondo della Cina, quando loro da quasi 80 anni assaporano le gioie e il piacere della vita nella democrazia? Perché? Perché questo Xi Jinping non riesce a spiegarlo al suo uditorio, e questo non riescono a spiegarlo i vari sostenitori dell'autocrazia cinese e più in generale delle varie autocrazie nel mondo. Tutto qui. Un'altra cosa che mi permetto di suggerirvi, il collega Steve Rosenberg, che è l'inviato della BBC a Mosca, ha pubblicato avantieri sul sito della BBC, ho scritto anche su questo forse esce domani su Italia Oggi, non vorrei sbagliarmi, una serie di interviste per strada a Mosca. E la cosa più interessante è questa: la parola più pronunciata dagli intervistati non è, come sostiene l'Istituto Pushkin di Mosca, pobeda, che vuol dire vittoria, ma la parola più pronunciata dai moscoviti che lui ha intervistato per strada è mir, pace. E a me ha ricordato molto l'Italia. Sì, scusami, prego. Finisci, perdonami. A me, e con questo chiudo, a me ha ricordato molto l'Italia del 42-43, quando Mussolini incitava, parlava, blaterava di guerra, e gli italiani però erano tutti rassegnati e volevano invece un'uscita dalla guerra. Tutto qui. Comunque, ritornando a Taiwan, e naturalmente mi metto a un livello infinitamente più basso del tuo, su questi discorsi, insomma, però sentendo anche all'epoca, soprattutto quando l'ho vissuta da parlamentare, la vera fortuna di Taiwan, a parte l'ombrello degli Stati Uniti, è il fatto che comunque sia l'interesse della Cina non è di quello di conquistare Taiwan, una Taiwan distrutta, e quindi ha bisogno di conquistarla mantenendo proprio anche il suo know-how, la sua infrastrutture, il suo know-how e la sua peculiarità nel settore elettronico, e quindi insomma si salvaguarda perché è un piccolo gioiello, e quindi naturalmente fino a questo punto naturalmente rende molto più difficile una conquista da parte della Cina, e di una conquista che potrebbe essere quella di un attacco, diciamo, dove si andrebbe anche a mettere, diciamo, e a distruggere parte del territorio. Però detto questo, ci auguriamo tutti che, diciamo, che non si apra un altro fronte a livello mondiale, e già ce l'abbiamo abbastanza in questo momento. Quindi speriamo che questo 2026, insomma, sia dinamico, ma sia dinamico verso la risoluzione anche dei conflitti, che ne abbiamo veramente abbastanza, posso dire una parolaccia, i gambasisi strapieni, ecco, così usato un linguaggio tuo conterraneo. Detto questo,
Io vi saluto perché sono 18:30, ti lascio con un cenno storico, mentre parlavi del Savonarola e lo paragonavi a un'imbarcazione da guerra cinese, Sì, lo il drone. sapevi che le imbarcazioni nel dopoguerra, i pescherecci, erano costrette a montare di prua una piattaforma perché in caso di guerra era al posto dove mettere le mitragliatrici? Quindi fino a un certo periodo di tempo, quando lo devi costruire, li costruivi anche nei vecchi pescherecci ancora inchiodati, perché mi raccontava sempre mio padre, avevi questa piattaforma perché eri obbligato in caso di un conflitto a difendere il territorio e comunque poteva essere messa a disposizione. Sarebbe completamente inutile adesso, però ti lascio con questa, diciamo, questa suggestione storica, cantieristica storica. Ma perché quando noi ci siamo arresi, gli americani, gli alleati ci misero i limiti di tonnellaggio e ci ridussero pesantemente la flotta. Questo non viene ricordato. Amico mio, però sono 18:31, io rimango in ascolto, rimanete anche voi in ascolto perché adesso il gioco si fa duro ed è molto interessante. Ascoltate Antonino Danna, ascoltate Radio Libertà. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, ci sentiamo. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao. Allora, pausa, pubblicità e poi qui Parlamento con il senatore Manfredi Potenti che parlerà di pubblica amministrazione. Al rientro gli Earth, Wind and Fire con Getaway del 1976 e dopo ci sono io e parliamo dell'Iran. A tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Ringrazio Presidente. L'occasione mi è gradita in questa discussione generale per rappresentare alcuni punti di vista del nostro partito che orgogliosamente sta sui territori e orgogliosamente rappresenta fior di amministratori che altri nella storia della Repubblica si sarebbero sognati di avere, l'ultimo dei quali ha riscosso evidentemente un credito coltivato nel corso degli anni sul proprio territorio e faccio riferimento ovviamente al buon Luca Zaia, ma ce ne sono tantissimi altri. Ebbene, perché parlo dei buoni amministratori? Perché il clima che respiriamo nel dibattito anche esterno e pubblico, avente oggetto il tema della riforma della Corte dei Conti, sta degenerando in una serie di assurdità che le opposizioni riversano in quest'aula e anche fuori in maniera veramente del tutto fuori luogo. Anzitutto perché queste parole vengono da uno dei partiti che ha forse una rappresentanza di amministratori come la Lega di cui si dovrebbe vantare, invece non abbiamo sentito spendere una parola da parte del PD nei confronti di quegli amministratori che quotidianamente vivono il rischio di gestire la cosa pubblica, anche di quei tanti funzionari che spesso si vantano di avere inseriti nelle strutture pubbliche. Non c'è stata una parola. Non posso biasimare ovviamente gli amici 5 Stelle
che devo dire rappresentano proprio il prototipo dei non amministratori, cioè di coloro che quando si trovano a gestire qualcosa di pubblico rappresentano quella spesa veramente fuori misura. Lo abbiamo visto dai banchi a rotelle al reddito di cittadinanza, lo abbiamo visto su Superbonus, l'abbiamo visto sulle mascherine. Quindi sono due modelli che evidentemente devono trovare una ragione di alleanza in sede di opposizione ancora dura, forse da raggiungere, ma noi torniamo invece alla qualità dell'amministrare. Torniamo invece dalla parte di coloro che hanno nei comuni, nelle province, nelle regioni, soggetti che hanno dedicato non tutta la propria vita, una parte di quella professionalità acquisita nella vita privata e l'hanno messa a disposizione della propria comunità, spesso rischiando in proprio, spesso subendo gli effetti di quel sovradosaggio normativo che caratterizza il nostro paese, quel profluvio di norme che, devo dire, coraggiosamente anni fa il ministro Calderoli volle simbolicamente bruciare appiccando un incendio a quella massa di norme che addirittura derivavano da una storia che si è avvicendata nel corso di regni, di repubbliche, di regni e di nuovi sovrani che hanno arricchito questo paese di compendi normativi che purtroppo nessuno, forse l'intelligenza artificiale, ci darà modo di andare a assorbire. E arrivo quindi a quelle che sono le norme che purtroppo noi stiamo cercando di superare, perché il clima inquisitorio, il clima da burocrazia difensiva che si è concretizzato in Italia è il frutto delle sparate che purtroppo di quella mancata collaborazione tra pubblici dipendenti che prima ricordava appunto il capogruppo di Fratelli d'Italia. Non c'è una minima collaborazione, volontà di collaborare zero. Vi citerò le parole che pochi giorni fa sono state pronunciate da un pubblico funzionario un po' qualificato evidentemente, ma questa persona dice: i pubblici amministratori non possono fare quello che vogliono senza dare conto a nessuno e senza avere un minimo di responsabilità. Questo l'ha detto un magistrato. Io mi sarei aspettato parole di collaborazione, parole di comprensione, perché nessuno vuole salvare chi compie delitti, nessuno vuole salvare chi ruba, anzi a quelli una pedata nel sedere e li mandiamo fuori dalla pubblica amministrazione, ma noi vogliamo aiutare chi tutti i giorni sta subendo gli effetti di questi atteggiamenti inquisitori. Io ne ho parlato nel corso della discussione sulla separazione delle carriere per conto della Lega e ho detto che grazie al referendum che si celebrerà fra poco supereremo un retaggio storico di un processo inquisitorio nel quale chi entrava in quell'aula di tribunale si trovava davanti il plotone d'esecuzione del giudice e del pubblico ministero che fino all'89 sedevano sullo stesso bancone. Ebbene, nella Corte dei Conti ancora oggi c'è chi vuole alimentare contro tanti magistrati della Corte che svolgono il loro lavoro in maniera esemplare, c'è chi dall'esterno vuole alimentare un clima di disturbo, un clima di conflitto e un clima di sospetto, perché sospettare genericamente di tutta una categoria di pubblici amministratori è assolutamente deleterio, perché allontana coloro che si sarebbero voluti invece prestare a servire il proprio paese, magari in una semplice elezione di un piccolo comune di campagna, e non lo fanno perché temono ripercussioni sulla propria vita personale. Naturalmente chi viene spinto dalla criminalità a svolgere funzioni che alimentano delitti è persona che non ha nulla da perdere. Mai gli leverete quel 30% che prevediamo di istituire come tetto in queste norme. Noi stiamo pensando purtroppo a chi viene afflitto da sanzioni che sono totalmente fuori misura, e mi dispiace che parlino dei magistrati che hanno delle normative di tutto ragguaglio per vedere tutelate le funzioni che vengono esercitate in quell'ambito della pubblica amministrazione. Sono norme ovviamente che limitano molto la responsabilità, e qui si parla appunto di una responsabilità civile dei magistrati proprio per quello, ma potrei citare
la responsabilità medica, che ha una sua apposita normativa, e potrei addirittura andare nell'ambito privato, dove si è incentivato in maniera molto vistosa, dopo l'introduzione della normativa 231, quella attività di compliance aziendale che serve proprio ad evitare la commissione di fatti che possono determinare responsabilità sull'amministrazione di un'azienda e possono addirittura, come quello che noi prevediamo con queste norme, giustificare comportamenti che si siano attenuti a delle indicazioni provenienti in maniera ufficiale, interpretazioni ufficiali provenienti da organi dello Stato o da sentenze o da normative anche regolamentari. Ebbene, nel fare questo noi valorizziamo il significato e lo scopo delle funzioni della Corte dei Conti, perché andiamo a elevare le indicazioni che proverranno. Noi rafforzeremo evidentemente anche il compendio dei magistrati e dei funzionari, se questo sarà necessario per far fronte alle così previste, paventate, pareri, sentenze che dovranno essere rilasciate dall'organo. Ma siamo sicuri che questo lavoro che la Corte dei Conti farà anche attraverso il controllo preventivo servirà proprio ad evitare danni, servirà proprio ad evitare che vengano conseguiti degli aggravi ulteriori sui conti pubblici e non a escludere la responsabilità di alcuno. Stiamo semplicemente cercando di ridare dignità al potere di firma di tanti onesti funzionari e tanti onesti amministratori, e non ce ne vergogniamo quando questo lo dice un partito che per decenni ha allevato bravi amministratori, bravi assessori, bravi sindaci, funzionari a tutti i livelli, e con orgoglio li rappresenterà ancora per molti anni. Grazie. Ringrazio. Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Try to resist all the hate that's all around you. Yeah, it takes down, it will hold you. So come, take me by the hand, we'll leave this trouble behind. Yeah. I know we can, I know we can, I know we can, I know we can. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 18:45 minuti e 26 secondi. Get Away, andiamocene via, del 1976 degli Earth, Wind and Fire. E naturalmente chi è che se ne vuole andare via? Ma voi viveste nell'Iran, non scappereste in questo momento. Ecco, andiamo in Iran e andiamo a parlarne con qualcuno che conosce molto bene
l'uomo che dal 1980 è il capo della casata Pahlavi, ad appena 20 anni, e soprattutto è impredicato di essere la figura unificante che potrebbe traghettare l'Iran verso la democrazia. Chi è? È Sua Altezza Imperiale il principe ereditario al trono di Iran Reza Pahlavi, e in particolare il principe Pahlavi è il nome che viene evocato molto spesso da chi sta manifestando per le strade in Iran. Arrivano anche dei video molto violenti, per esempio i Basiji, che sono l'equivalente delle SS del regime di Teheran, addirittura se la gente può gli dà fuoco per la strada. La violenza è scoppiata per le strade iraniane, il procuratore generale ha promesso punizioni esemplari, il presidente Pezeshkian ha detto no, ascolteremo le parole del popolo. Khamenei tace, non si sa che fine abbia fatto questo vecchio ayatollah di quasi 90 anni che da 36 anni soffoca la nazione dopo che l'ha soffocata Khomeini dal 79 all'89. E poi avvengono dei dibattiti veramente surreali, ne vedevo uno l'altra sera su Al Jazeera, c'era questo Ali Akbar Dareini, che è ricercatore e scrittore al giornale del Center for Strategic Studies di Teheran, sentito da Al Jazeera, il quale diceva ma no, la gente protesta solo per motivi economici, è Israele che manda gli agenti provocatori, però in realtà non c'è questo clima di violenza, e qua e là. E certo, l'acqua del mare invece è zuccherata. E allora noi ce lo facciamo raccontare da chi conosce Sua Altezza Imperiale, da chi è bene informato sulla situazione in Iran, e cioè da Mario Filippo Brambilla, che è il presidente dell'Associazione Italia-Iran e che soprattutto fa parte dello staff di comunicazione per l'Italia di Sua Altezza Imperiale. Quindi qualcuno che non dico è alla destra, ma è molto vicino al principe Pahlavi. State a sentire che cosa mi ha raccontato. Vai pure, Natalia. È tornato a trovarci questa sera un gradito ospite che era stato nostro ospite già durante la guerra dei 12 giorni a giugno, è Mario Filippo Brambilla, che fa parte del team del principe ereditario al trono di Iran Reza Ciro Pahlavi per le relazioni istituzionali con l'Italia, nonché presidente dell'associazione Italia-Iran. Ben trovato, signor Presidente, di nuovo grazie per essere qui tra noi. Buongiorno, ringrazio molto direttore per l'invito. Ahimè, non sono direttore, però la ringrazio del tempo e della disponibilità qui su Radio Libertà. Senta, la prima cosa che le chiedo è questa: a che punto è la situazione in Iran? Allora, l'Iran, come stiamo vedendo tutti in queste ore, si è infiammato, il momento che attendevamo, per il quale tutti quanti ci preparavamo da tanto è arrivato, ed è stata la scintilla delle proteste legate alla crisi commerciale, alla crisi economica che è deflagrata in queste settimane con un'inflazione che è oltre il 40% e con la caduta vertiginosa della moneta, e con la salita del dollaro, e questo ha comportato la paralisi sostanzialmente degli scambi commerciali dentro il paese e la sollevazione dei bazari, dei principali bazar di tutte le città dell'Iran, ma specialmente di quello di Teheran, che ricopre un'importanza storica non solo economica ma anche culturale per chi conosce la storia iraniana. Lo era stato anche nella rivoluzione islamica, durante la rivoluzione islamica del 79 aveva avuto una parte determinante, e questo significa in modo plastico che la base sociale della Repubblica Islamica di oggi è completamente dissolta, perché il bazar è l'arteria commerciale più importante del paese, e quindi il regime ha la sua base sociale, aveva ancora qualche appiglio in questa base sociale dei commercianti e dei negozianti, che li si è rivoltata contro in modo chiaro.
in modo netto. Quindi questo è il dato politico che emerge. Il secondo dato politico che emerge è che le persone che scendono nelle piazze, moltissimi giovani, ma di tutte le fasce di età, e che hanno un coraggio infinito e che stanno dimostrando al mondo, dando al mondo una lezione di grande coraggio, di grande libertà, di voler prendere in mano le sorti del loro paese, di fare la storia, di riprendere l'Iran, hanno chiaramente fatto intendere cosa vogliono: un cambio di regime, perché la favola pretestuosamente detta anche in Occidente, che forse ci potevano essere degli oppositori interni, dei riformisti per riformare questo regime, era assolutamente falsa. Le persone sono scese in piazza e hanno un nome che antepongono al regime, che è quello di Reza Pahlavi, che è il leader dell'opposizione in esilio, dell'opposizione laica, democratica e nazionale, e che per la storia è il principe ereditario dell'Iran e il figlio dello Shah Mohammed Reza Pahlavi. Questo nome è risuonato in tutto l'Iran, dal sud al nord, dall'est all'ovest, ed è il segno di una speranza concreta che diventa sempre di più possibile per una transizione alla democrazia che riporti l'Iran sulla mappa del mondo e che possa avviare, speriamo tutti pacificamente, l'avvio di una fase costituente in cui il popolo iraniano, grazie a questa transizione guidata responsabilmente, potrà scegliere il proprio destino attraverso un libero referendum. Ecco, questo mi sembra molto democratico, aggiungerei, dopo 47 anni di Repubblica Islamica, che tutto è stato fuorché una democrazia. L'augurio è naturalmente che l'Iran possa riprendersi questi 37 anni questi 47 anni malvissuti, recuperandoli in termini di benessere della popolazione, diritti umani e libertà. Senta, il principe, Sua Altezza Imperiale, comunque, è pronto a formare eventualmente un governo di transizione che prenda il posto del regime degli Ayatollah? Guardi, io mi soffermerei sulla sua figura che nel caso di specie della storia è abbastanza eccezionale, perché stiamo parlando di un uomo che è stato ai tempi della monarchia di suo padre per 17 anni il principe ereditario, che quindi ha avuto una formazione sia civile che militare sui doveri dello Stato, e poi per i successivi 47 anni in esilio si è formato come leader politico, dunque ha una cultura di governo completa, ha una preparazione enorme e soprattutto quello che molti commentatori non sanno, esteri, è che ha una sintonia e una relazione col suo popolo e col suo paese incredibile, che non si è mai interrotta, di molto superiore a quella degli esponenti del regime, che sono completamente scollegati dalla realtà e che sono i componenti dell'attuale regime della Repubblica Islamica sono dei nemici della popolazione in quanto anti-iraniani. Dunque principe Reza Pahlavi ha sviluppato una cultura di governo enorme, ha delle idee molto chiare, che però verranno, diciamo che sono state esplicitate da lui in più occasioni. L'ultima è stata un grande congresso a cui hanno partecipato tutti gli esponenti della società civile, della diaspora iraniana e degli iraniani che erano appena usciti dal paese. Questo congresso si è tenuto nello scorso luglio, dove sostanzialmente è stata indicata una roadmap per arrivare per presentare quella che sarà la transizione alla democrazia. Quindi oggi si parla, oggi c'è ancora la Repubblica Islamica, ai noi, quindi si parla di come far cadere questo regime, il che sta avvenendo, e dunque la fase successiva sarà quella di passare a una transizione alla democrazia che tenga innanzitutto il paese in sicurezza, lo protegga dal rischio di una guerra civile, dal pericolo di spinte centrifughe, perché parliamo dell'Iran, che è un paese composito e fatto di molte etnie e molte lingue, e quindi che necessita di una figura che sappia mantenere l'unità nazionale. E i Pahlavi, nella loro storia, fin dall'origine, sono stati sinonimo di unità nazionale, progresso sociale e crescita economica. Dunque lui porta con sé questo retaggio. E dopodiché
quando saranno messi in sicurezza questi pilastri, verrà avviata la fase costituente, appunto, dove un'assemblea costituente presenterà agli iraniani un progetto costituzionale che loro dovranno poi votare. Dunque queste sono le varie fasi, però giustamente il principe Reza Pahlavi ha sempre detto in maniera molto lucida che proprio per consentire al paese di andare avanti e di non essere bloccato in questa fase, diciamo, pre-rivoluzionaria o rivoluzionaria, lui conta di collaborare, di rimettere in campo quelle che sono le forze buone che sono ancora nel paese, cioè tutti quei funzionari che non hanno nulla a che fare con l'ideologia islamista della Repubblica Islamica, ma che sono oggi nei loro ruoli, svolgono delle mansioni semplicemente per senso del dovere verso la patria e verso il paese. Allora la coesione e la pacificazione lui l'ha sempre ritenuta una fase necessaria per dire benissimo, saranno fatti, chi deve pagare pagherà, verrà voltata pagina, verrà cancellato ogni tentazione autoritaria, ogni tentazione dittatoriale per superare il regime, ma le persone, i funzionari, le persone che hanno servito onestamente il paese, lealmente il paese, continueranno a essere integrati dentro il paese. Questo viene fatto proprio perché per non creare ulteriori spaccature, come ha fatto questo regime che ha costretto quasi 10 milioni di iraniani a emigrare e a fuggire. Certo. Senta, chi è che può aiutare i manifestanti? Glielo chiedo anche perché ieri sera io ho assistito a un curioso dibattito su Al Jazeera in cui c'era questo esperto da Teheran, il quale spiegava che no, ma la gente è scesa in strada per i problemi economici, non perché vuole rovesciare il regime. E questo naturalmente mi pareva abbastanza surreale, mi ricordava molto quel tale portavoce di Saddam Hussein che con i carri armati dietro casa davanti alla televisione, alle TV mondiali, gli diceva no, ma noi stiamo vincendo, gli americani... Sì, me lo ricordo. Ecco, anche quello, perché nelle tragedie, sa, c'è sempre un momento comico. Ecco, al di là del momento di comicità ieri su Al Jazeera, che dopo tutto è una TV qatariota, quindi anche loro hanno pure il loro punto di vista, chi può aiutare davvero i manifestanti ora come ora? Perché il Mossad ha mandato quel messaggio in farsi sul suo account X e ha detto scendete in strada, state tranquilli che per strada ci siamo pure noi. E chi altri? Allora, intanto questa rivoluzione che stiamo vedendo partire in queste ore è nelle mani del popolo iraniano e solo il popolo iraniano potrà decidere le sorti del proprio paese. Sono finiti i tempi in cui le potenze occidentali, in particolare estere, decidevano i cambi di regime o le sortite militari addirittura in paesi sovrani. L'Iran finalmente, dopo molto tempo nella sua storia, potrà determinare il proprio futuro da solo. È ovvio che ci sono paesi molto che spingono e che vedono favorevolmente questo cambio, ma la partita è veramente nelle mani del popolo iraniano. Il grande aiuto che può arrivare a questi manifestanti può arrivare dalla comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, perché affinché i governi come quello italiano, come altri governi europei che hanno ancora degli interscambi commerciali con le repubbliche islamiche e diplomatici, isolino sempre di più questo regime e lo facciano sentire come isolato e chiuso a ogni tipo di contatto con il mondo, insomma, col mondo libero. E oggi, stamattina, è uscita la dichiarazione pochi minuti fa del Presidente degli Stati Uniti, che ha intimato al regime di Teheran di non uccidere manifestanti, ulteriori manifestanti nelle strade, altrimenti gli americani sarebbero intervenuti con decisione e aggiunto, siamo pronti. Cosa dire ancora se non
che il silenzio di certi media mainstream, sia di casa nostra che di altri paesi, è gravissimo, perché negare che i manifestanti sono in strada, che rischiano la vita, che il nome di Reza Pahlavi è il nome del leader che viene indicato come speranza per un ritorno a una normalità democratica è criminale. E devo dire che sono pochi i media che onestamente fotografano questa realtà, per cui in sostanza l'aiuto grande che possiamo dare a questi manifestanti è la pressione che i nostri governi occidentali e la comunità internazionale possono fare sul regime, raccontare la verità di quello che accade. Le proteste economiche per la crisi economica sono solo una scintilla, seguono un lunghissimo filone e un lunghissimo periodo di proteste, di tentativi di rivolta dovuti innanzitutto alla mancanza di libertà, ma soprattutto anche alla gestione dissennata che ha fatto il regime delle risorse economiche, militari e del disastro anche climatico, perché pensi lei che l'Iran ha un problema di siccità enorme, nonostante sia pieno di laghi e di fiumi, perché non ci sono stati piani negli anni proprio per evitare questo disastro. Addirittura il governo folle di Pezeshkian, che è la marionetta nelle mani dell'Ayatollah Khamenei, il vero capo, la guida del paese, addirittura aveva follemente proposto di deportare non so quanti milioni di cittadini da Teheran perché volevano fare una nuova capitale, non so con che soldi perché le casse del paese sono vuote, per costruire una nuova capitale, perché non hanno la possibilità, non sono in grado di erogare i servizi minimi ai cittadini. Noi dimentichiamo che Teheran ai tempi dello Shah era una delle capitali del mondo in crescita, che si stava affacciando come la capitale di una nuova grande potenza, dunque con un'economia, con degli squilibri sociali che esistevano anche allora, ma con un'economia che galoppava talmente tanto grazie alle entrate del petrolio che il Fondo Monetario Internazionale aveva stimato nel 77 che l'Iran gestito in quel modo sarebbe arrivato alla soglia degli anni 90 a livello dell'economia della Corea del Sud, quindi come uno dei paesi più in crescita del mondo, no? Con la Corea del Sud sappiamo che è un'economia fortissima. Ecco, quindi tutte queste cose, la mancanza di libertà, la gestione dissennata delle risorse, la politica estera e militare, che è stata un completo disastro, perché il regime della Repubblica Islamica ha sostenuto guerre per procura in tutto il Medio Oriente, distruggendo l'equilibrio della regione e sostanzialmente portando l'Iran in uno scontro frontale con le monarchie sunnite e con gli altri paesi del Golfo, cosa che invece prima del 79 non avveniva, anzi erano considerati il poliziotto del Golfo. I rapporti anche con il mondo sunnita erano molto buoni, eccetera. E ai tempi l'avere il passaporto iraniano voleva dire trovare le porte spalancate nel mondo, nelle migliori università americane, francesi, inglesi, anche italiane. E oggi invece questo comporta dei problemi gravi enormi, e noi lo vediamo tutti i giorni, perché con l'associazione Italia-Iran abbiamo aiutato e collaboriamo con tantissimi rifugiati e dissidenti che vengono in Italia, e vediamo quanto sia difficile con un passaporto iraniano per dire non si può aprire un conto in banca, non si può neanche, se uno ha la possibilità anche di pagarselo, andare in un hotel, perché ci sono tantissime catene che hanno messo sotto sanzione l'Iran, tipo le catene americane, e che non prendono neanche una prenotazione, per cui hanno una completa, diciamo, chiusura di possibilità davanti. Sono spesso nella quasi totalità dei ragazzi anche molto, molto preparati, che arrivano da noi per sfuggire alle persecuzioni del loro regime, ma con una preparazione culturale e linguistica. Stiamo parlando di un paese che è il più scolarizzato del Medio Oriente, con il tasso di laureati, tra l'altro donne, più alto di tutto il Medio Oriente, perché nonostante i disastri del regime islamico, della Repubblica Islamica, l'Iran rimane pur sempre il grande paese che è, cioè un paese vero, che ha 4.000 anni di storia e che ha un radicamento culturale enorme. Dunque questo non verrà mai cancellato. Sa, questa vicenda soprattutto dell'Iran senza acqua mi ricorda molto quando dopo la guerra
in Inghilterra mancò il sapone, Churchill in un intervento ai comuni pigliò e disse: posso dire che questo governo è abbastanza sudicio. Ecco, possiamo dire che questo regime degli ayatollah è abbastanza sudicio, però... Ma possiamo dire che è criminale, assassino, corrotto, possiamo dire tante cose, ma ecco, soprattutto fanatico e scollegato con la realtà, ma infine antinazionale, anti-iraniano. ha voglia. Senta, tra l'altro io non oso, o meglio, ho piacere di immaginare un Iran democratico che entra negli accordi di Abramo e partecipa alla pacificazione del Medio Oriente. Quella diventa la Las Vegas del mondo. C'è di più, un Iran, un nuovo Iran con la transizione alla democrazia che speriamo tutti possa avvenire presto, secondo i piani del principe Reza Pahlavi, è un Iran che vede l'integrazione degli accordi di Abramo con gli accordi di Ciro, che vedono il know-how e l'expertise dello Stato di Israele unita alla potenza, alle materie prime e alla ricchezza culturale dell'Iran, che possa collegarsi allo sviluppo economico dei paesi sunniti dell'area del Golfo a sud, quindi l'Arabia e gli Emirati. Dunque a quel punto il Medio Oriente diventerebbe una zona estremamente sicura e si aprirebbe a una crescita economica e a uno sviluppo tecnologico che la renderebbe una frontiera di eccellenza per tutto il mondo. Esatto, anche perché storicamente Israele e Teheran e l'Iran hanno sempre avuto rapporti solo di amicizia e solo di collaborazione, mai di scontro. Da tempi immemori. E quindi direi che la prospettiva più rosea che noi possiamo augurarci è quella di un triplice scenario, quindi un duplice scenario, accordi di Ciro, quindi che vedrebbero coinvolti Israele e l'Iran, che poi si saldano con gli accordi di Abramo che vedono il mondo arabo sunnita collegato a Israele. Dunque diventerebbe, questo porterebbe quell'area del mondo veramente a una crescita esponenziale. Davvero. Senta, L'Europa è stata avvisata. Ecco. L'Europa dovrebbe capire anche da che parte stare in questo momento storico soprattutto. Senta, io mi auguro una cosa, ne approfitto anche della sua trasmissione, la ringrazio perché ci dà voce. Io ne approfitto per fare un appello al governo italiano che mostra grande sensibilità ai temi dell'interesse nazionale italiano, a guardare dentro in modo approfondito alla crisi iraniana e a dare ascolto veramente ai manifestanti e anche alla leadership della loro opposizione e a Reza Pahlavi, perché il messaggio è molto chiaro, è una mano tesa, è l'occasione per poter aiutare questo popolo a liberarsi e poi ristabilire delle relazioni sempre più forti e sempre più strette con loro, che non vedono l'ora di ritornare in partnership con noi. Senta, 6 mesi fa, quando noi ci siamo sentiti la prima volta, ci siamo detti una cosa che suona pressappoco così: o entro un anno da sta guerra il regime cade, o se no gli ayatollah avranno superato anche un colpo del genere. Ora la domanda è: 6 mesi dopo, adesso, mentre noi due parliamo, 2 gennaio 2026, possiamo davvero sperare nella caduta di questo regime? Allora sì, per questioni di scaramanzia rimaniamo cauti, anche perché le proteste si stanno allargando a macchia d'olio, sono ovunque nell'Iran, non sono ancora completamente delle proteste di massa, perché c'è moltissima gente che sta scendendo nelle piazze, sempre di più, e aspettiamo che diventino proteste di massa, ma lo diventeranno, perché il regime sta dimostrando di avere paura di non sapere come reagire. Una delle dimostrazioni è anche il fatto che non è avvenuto il blocco di internet che è avvenuto le scorse volte, perché in questo caso probabilmente sono stati presi in contropiede, in ritardo e non ce l'hanno fatta. Quindi sono tutti segnali che dimostrano che potremmo farcela, potrebbe essere la volta buona, anche perché la popolazione esausta non ne può più, e soprattutto perché tutti sanno, dai basarì agli operai del settore petrolchimico, che è un'altra arteria molto importante, ai camionisti che garantiscono le spedizioni interne, fino ai militari dell'Artesh, che è l'esercito regolare, sanno tutti che il regime
non ha più risposte da dare ai giganteschi problemi a cui ha esposto la sua popolazione, e soprattutto lo sanno anche alcuni componenti e membri del regime, alcuni correnti del regime, che è molto diviso al suo interno, anche se non traspare. Senta, per finire, cosa c'è nel futuro dell'Iran e da dove dovrà ripartire questo paese? Ma io penso che ci sia tanta speranza, tanta volontà di diventare di nuovo un paese avviato alla crescita e alla pace e alle buone relazioni con il resto del mondo, dove ripartire dall'energia della popolazione, che al 70% ha meno di 30 anni, che è ben preparata e che si sta riappropriando in queste ore del proprio destino, gettando il cuore oltre l'ostacolo, sapendo che il domani appartiene a loro, e questo darà una spinta per la rivoluzione, ma soprattutto dopo per la pacificazione e la ricostruzione enorme. Quindi direi che l'Iran può ambire a un futuro importante, perché è seduto su un oceano di petrolio, su tantissime materie prime, terre rare, ma soprattutto ha dalla parte sua il senso della storia, i 4.000 anni di civilizzazione e la preparazione e la spinta, la forza di questa popolazione giovane sarà sicuramente un dato determinante. E allora speriamo che sia così. Grazie. Io la ringrazio molto e le auguro una buona continuazione. Anche a lei. Arrivederla. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. All the ladies were treating me right, moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? All of a sudden I began to change. I was on the dance floor acting strange, flapping my arms, I began to cluck. Look at me, I'm the disco dog. Let's go, mama. I'd like to have a mama. Disco, disco duck. Got to have a mama. Disco, disco duck. Oh, mama. Don't be a drunk. Disco, 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 all right. Disco, disco, check it out, mama. Oh, mama, shake your tail, mama. When the music stopped, I returned to my seat. But there's no stopping a duck in his beat. So I got back up to try my luck. Why look? Everybody's doing the disco, disco bar. Disco, disco bar. Try your luck. Come on, mama. Disco, 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 disco. Disco, disco, disco,
We're getting down. Thank you so very much. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia. Alle 19:15 e 37 secondi erano Rick Dees and this bunch of idiots, Disco Duck 1976 di Rick Dees e il suo gruppo di idioti. L'anno dopo si presentò al Festival di Sanremo come ospite speciale, tra l'altro, e poi cantò Disgorilla, già che c'era, che era, se non sbaglio, il lato B di Disco Duck. Oh, benissimo. Poi d'altronde, se siete degli appassionati degli Eli, sapete che Disco Duck è uno dei dischi che Elio prova a vendere, a dare ai servizi segreti bulgari, ma Disco Duck non lo vogliono, non vogliono Gimme Some, non gli interessa, fino a quando non si accordano per Cuba dei Gibson Brothers, e quindi lì a quel punto, in cambio di Cuba dei Gibson Brothers, l'Italia riceve finalmente il disco del Pippero. 0292947222, il telefono è aperto, signore e signori, perché stiamo cercando Ale Musella, ma mi sa che non lo becchiamo al telefono, e nel frattempo potete commentare già da adesso l'intervista con Mario Filippo Brambilla a proposito dell'Iran, insomma il resoconto che vi abbiamo dato. Abbiamo Maurizio che ha mandato un messaggio al 340-670-9659, una zappa: lo stesso popolo iraniano che festeggiava in toto la fuga dello Shah e mega applausi all'arrivo di Khomeini dalla Francia. Vedremo, ma se non si ribella l'esercito la vedo difficile. Tanto muoiono sempre i popolani, ma i politici si ricicleranno. Realismo politico. Vediamo che cosa succederà. Ma abbiamo Ale Musella al telefono. Ciao Ale. Ciao, scusate il ritardo, ma stavo lavorando in un posto dove non prendeva. Non ti preoccupare, siamo di ritorno da Dubai, vedo. Sì, e anche in partenza perché il 6 ripartiamo. Ah, benissimo. Allora, senti, in questa pausa, stasera l'arte dove ci porta? Ma adesso sono a Bergamo, stiamo parlando di una collaborazione con Spazio Balto, che è uno spazio molto interessante, progettuale, ma legato al mondo dell'arte, perché il nostro concetto di Dubai viene comunque ampliato. Avremo la Home Gallery anche a Pietrasanta, ma stiamo creando delle collaborazioni sia su Roma, con Tiziana, con una gallerista con la quale collaboravo da tanto, e anche con Luca, che adesso è il co-titolare di questo spazio molto interessante. Eccellente, direi, eccellente. E poi stasera il nostro tema qual è? Art Toy. Stasera parliamo Ecco di qua. Art Toy. Cosa sono questi Art Toy? Allora, l'Art Toy nasce a Hong Kong nel 1995-94, per cui sono degli oggetti di design che arrivano dal mondo del cartoon o comunque dei bambini, che però a tutti gli effetti diventano opere d'arte perché sono a numerazione limitata e sono molto carini, spesso volentieri sono intecati, per cui soprattutto nei millennial sono diventati un punto di riferimento importante per iniziare a diventare collezionisti. Vanno dai prezzi più improbabili, per cui dai 150 fino anche a 70.000 euro. Ecco, tanto per gradire. E in particolare chi sono i nomi di questo tipo di Art Toys? Beh, allora dipende, perché comunque il primo era appunto un giapponese che poi ha creato questo famosissimo Art Toy, che era un orsetto che potete trovare in giro. Se tu guardi, se fai vedere una fotografia del primo Art Toy, lo riconoscono sicuramente tutti, perché è molto famoso, e poi via via, soprattutto negli ultimi anni, sono diventati più affordable, perché molti artisti si sono avvicinati al mondo dell'Art Toy, spesso e volentieri non diventando scultori, ma personalizzando magari giocattoli o animali o oggetti di design sempre legati al mondo dell'arte e dei bambini. Anche per esempio il balloon di come si chiama? C'è un lapsus di Kunz, è un Art Toy.
per esempio, capito? Quello è stato creato negli anni 90, forse ve l'avevo già detto, quando lui si separò da Cicciolina e per cui da Ilona Staller, e lei non gli faceva vedere il bambino. Allora lui ha iniziato a lavorare su questi soggetti proprio per far ricordare al bambino, quando sarebbe cresciuto, che in quel periodo in cui non poteva vederlo lo stava pensando. E da lì è nata questa sua serie, che è la più famosa, che sono appunto i balloon, il cagnolino, il cigno, anche quello, se tu lo fai vedere, il balloon di Kunz, è uno dei più famosi. Tra l'altro Kunz è ancora oggi, proprio con il suo coniglio d'acciaio, che fa parte sempre di quella serie, l'artista vivente più pagato, perché se non erro venne battuto all'asta quel coniglio a 92 milioni di dollari. Per cui insomma, quando vi dico che l'Artois può partire da 300 e poi arrivare a queste sono le cifre, insomma. Alti livelli direi. Senti, ma il fiato d'artista di Manzoni può essere considerato un Artois? Sì, allora, anche se molti non sono d'accordo. Allora, intanto stiamo parlando degli anni 60, per cui era estremamente provocatorio, no? Il suo concetto di mettere la merda d'artista in un barattolo. Tra l'altro 32 grammi, per cui hanno fatto il conto che con la rivalutazione del tempo quell'opera di Manzoni vale molto più di oro, calcolando ovviamente solo in un'opera c'erano i suoi feci, il resto invece era veramente falsificato. Sì, secondo me sì, potrebbe essere un precursore dell'Artois, come dimensione e anche come concetto. E poi molto pop, perché mettendolo in un vasetto, cioè in una scatola come potrebbe essere quella del tonno, dei Fiselli, devo dire che era in piena pop art, perché se vi ricordate le canvas di Andy Warhol erano proprio per riprodurre queste zuppe, no? Per cui sì. Anche quelle potrebbero, allora, quelle sono diventate poi scultura, però il concetto è proprio pop, all'ennesima potenza quando si parla di Artois, perché più pop di un giocattolo che viene riconosciuto in primis dai bambini non c'è niente. Per forza, per forza. Senti, ma oggi un nome su cui puntare in caso di Artois? Allora, Sergej Gauja, che è un artista svizzero, ha creato Blue Dog. Se tu vai a vedere, se anche su Instagram, è quello che io ogni tanto ce l'ho anche a Dubai, è Blue Dog, ma c'è anche in altre versioni colorate. È molto carino, perché poi dopo devi sempre vedere il significato che c'è dietro. È il cucciolo che abbiamo sempre noi e che sarebbe il nostro migliore amico, che non dobbiamo mai abbandonare, no? Non tanto come aspetto affettivo nei confronti di un animale, che quello sicuramente in prima linea, però è il nostro amico immaginario, capito? Che si è trasformato in un cane buffo, perché comunque è la stilizzazione di un bassotto, che ci ricorda sempre di non dimenticare la nostra parte di bambino. Meraviglioso. Se vanno a cercarlo anche su Instagram lo trovano. Sicuramente. Senti, allora si torna a Dubai. Che cosa c'è in programma in questo mese di gennaio? Tante cose, perché abbiamo seminato tantissimo in questi 3 mesi. Io ho lasciato la direzione di Oblong di Forte dei Marmi a fine settembre e mi sono subito buttato nel ricreare le reti di contatti a Dubai e in Medio Oriente. Per cui questo 2026 parte veramente veloce, perché ci sono tantissimi progetti da sviluppare, per cui aste su centri ippici importanti, collaborazioni con locali importanti, cene con collezionisti. Devo dire che poi tra l'altro a gennaio ci sarà anche Art Dubai, sarà molto pieno. Poi il 27 andrò 10 giorni invece in India, perché c'è a Delhi la fiera più grande dell'arte in India, sarò lì 10 giorni, per poi tornare ancora a Dubai, perché come sai il mio concetto del Medio Oriente e comunque anche dell'Oriente, se parliamo dell'India, è muoversi. Tu non puoi aspettarti che tutto il mondo giri intorno a te, tu stai seduto dietro una scrivania, per cui sarà un mese di gennaio decisamente importante e pieno.
Tra l'altro colgo l'occasione per dire che noi abbiamo anche il canale YouTube che si chiama Behind the Frame, dove ci sono dei podcast che noi abbiamo appunto registrato a Dubai. Ogni venerdì ne viene fuori uno. Se siete curiosi, tanto sono sottotitolati o in inglese o in italiano, a seconda della lingua che utilizziamo. Durano poco, 4 minuti al massimo, però sono simpatici per capire anche gli artisti. Proprio dietro le quinte, dietro la cornice c'è sempre qualcosa da imparare. Per cui se avete voglia di andare a vedere, vi divertite anche. E beh, evidentemente aggiungerei molto interessante, tra l'altro. Senti, oltre a questo, diciamo così, gennaio. In questo gennaio molto freddo, andando in una bella galleria d'arte, tu cosa cercheresti? Allora, cercherei la tecnica e l'anima di un'opera che mi possa scaldare, usando una metafora, perché allora, adesso si sta ritornando fortunatamente nel mondo della sostanza e non dell'apparenza nel mondo dell'arte, perché come dicevo tante volte la gente si è stufata, soprattutto il collezionista, di tutto questo show off, cioè la pop art che ho sempre difeso e continuerò a difendere, adesso sta diventando un po' stucchevole, soprattutto quando non c'è niente dietro. Per cui io, entrando in una galleria, cercherei il significato e mi farei spiegare che cosa c'è dietro ogni opera, in modo tale che possa diventare mia e possa diventare qualcosa che mi accompagni e che possa posizionare all'interno del mio appartamento, e ogni volta che la vedo possa vederci qualcosa di nuovo, al di là di quello che poi mi viene raccontato che voleva esprimere l'artista. E questo poi è il concetto di arte che bisognerebbe perseguire, perché sennò diventa effemeramente design, o veramente non ha più nulla a che vedere con l'arte, ma diventa solo pura grafica. Beh, certo, mi sembra abbastanza chiaro. Senti, ma in India, appunto, questo tuo passaggio in India, cosa vogliono gli acquirenti indiani da un gallerista italiano? Allora, intanto da un gallerista italiano vogliono una consulenza di come impostare, perché comunque ho degli diversi appuntamenti con dei galleristi che mi hanno chiesto se posso dare loro delle linee guida, perché vorrebbero capire un pochino meglio come proporre i loro spazi. L'India è un paese enorme, è un paese pieno di bilionari, pieno di soldi, pieno di cultura, e pieno anche di artisti che però rischiano di rimanere circoscritti nel loro enorme territorio. Per cui quello che mi chiedono è anche di poter far uscire dall'India alcuni artisti e farne entrare altri, proprio per dare uno scambio. Per cui, per creare il ponte che stiamo creando col Medio Oriente, mi hanno chiesto di cercare di proporlo e di portarlo avanti anche in India. Però molto interessante davvero. Senti, un'ultima cosa. Chi stai adocchiando, se ce lo puoi dire, per le prossime spedizioni in quel di Dubai? Qual è il nome che più ti stuzzica, che vorresti nella tua galleria? Allora, il primo che tanto comunque verrà è Stefano Chiassai, che adesso espone a Pietrasanta. Lui viene dalla moda, per cui è stato l'uomo, cioè il designer dietro a Zegna, per cui è l'uomo di Zegna, per cui parte da lì, ma ha un mondo da raccontare. Mi piace tantissimo perché le sue opere sono un diario di viaggio, per cui è di contemporaneità, per cui proprio leggendo le sue opere puoi capire cosa sta succedendo e che cosa è successo negli anni, e questo a me piace molto perché l'arte deve anche raccontare il contemporaneo. E un altro che mi piacerebbe portare è De Molfetta, che è un artista, è uno scultore molto pop, però che ha tanto da dire e mi piace molto perché è anche molto ironico. Sono qua a Bergamo anche per parlare di questo con Luca, questo gallerista che ha questo spazio di cui vi ho detto, per cui su di lui punto molto. E poi vabbè, i ragazzi, che io chiamo ragazzi, ma sono artisti di fama internazionale, quelli che mi seguono, come Marco Osso, come Mariella Rinaldi, come Lorenzo Marini, Vania Tam, che adesso è entrata a far parte della scuderia. Sono molto contento perché sono nella fase in cui ho scelto un buon gruppo di artisti che verrà sempre ampliato, ma proprio per riuscire a raccontare l'arte italiana e nelle sue varie sfaccettature. Per cui è anche questo quello che sto cercando di fare
nel portare l'Italia all'estero, ma poi di portare anche l'estero in Italia, perché sarà pronta la nostra home gallery a Pietrasanta in questa estate 2026. Eccellente. Allora, senti Ale, io ti lascio andare alle tue cose e ci ritroviamo tra una settimana, evidentemente da Dubai. Ok, grazie mille, un abbraccio, alla prossima settimana. Benissimo, perfetto, grazie ancora e un abbraccio a te. Pausa e adesso torniamo con Elton John e Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, 1976, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh, honey, if I get restless, baby, you're not that kind. Don't go breaking my heart. You take the weight off of me. Oh, honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key. Ooh, nobody knows it. When I was down, I was your clown. Ooh, nobody knows it. Nobody knows it. Right from the start, I gave you my heart. Oh, oh, I gave you my heart. So don't go breaking my heart. I won't go breaking your heart. Don't go breaking my heart. Nobody told us, 'cause nobody showed us. Now it's up to us, babe. Oh, I think we can make it. So don't misunderstand me. You put the light in my life. Oh, you put the spark to the flame. I got your heart in my side. Ooh, nobody knows it. But when I was down, I was your clown. Ooh, nobody knows it. Nobody knows it. Right from the start, I gave you my heart. Oh, oh, I gave you my heart. Don't go breaking my heart. I won't go breaking your heart. Don't go breaking my heart. Di nuovo a te la linea, Antonino. Eccoci qua alle 19:34 minuti in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1109 di Chilometro Zoom. Oggi 2 gennaio 2025 venerdì, ma c'è già una telefonata allo 0292947222. Pronto? Ciao Antonino, sono Raffaella. Ciao Raffaella. Allora, devi aiutarmi perché non mi ricordo cartellino la cartellina del Burger Cop. No. Non ho capito. Perché
Giuro, non ho capito, ma non c'è qualcuno lì che può... Purtroppo no. Non riesci a mandarmi una mail? No, domani mattina. Mandami una mail domani mattina che così ti leggo e ti rispondo, va bene? Ok, grazie. Grazie a te. Eccoci qua, è giusto dare risposta a tutti, ci mancherebbe. Io nella mia vita non mi sono mai sentito superiore a nessuno di quelli che mi cercano, mi scrivono e hanno bisogno di aiuto, ci mancherebbe, è che non riesco a capire che cosa mi sta dicendo, però a disposizione, ci mancherebbe. 02 9294 7222 se volete essere dei nostri. Nel frattempo andiamo verso la fine di questa lunga giornata. Detto tra noi, oggi abbiamo fatto la Danna Longa, stamattina abbiamo fatto la rassegna stampa, ora chiudiamo con Zoom, abbiamo un'altra telefonata allo 02 9294 7222, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto completo please. Madame et monsieur, comment ça va? Ça va bien? Ladies and Très gentlemen. bien. Welcome, ladies and gentlemen, welcome. Happy New Year. Buon anno anche a te. Michele Caruso porge gli auguri di un sereno Natale già fatto, ma adesso è la volta dell'anno nuovo. Dunque ci lasciamo alle spalle questo 2025 ed è appena giunto il 2026, che sia un anno che porti ciò che si ha in animo, che veramente ciò che sgorga dal profondo del cuore si possa avverare. Antonino Danna, tu alla conduzione di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, sulle magiche onde di Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Ecco, se mi consenti andrei con il mio editoriale, così faccio il punto. Vai pure. Il punto di Michele Caruso. E dunque, come tradizione vuole, ad ogni Capodanno c'è il messaggio del Presidente della Repubblica. Così il nostro Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha voluto inviare un messaggio forte per la fine delle guerre in Europa e in Medio Oriente, l'aspettativa centrale per il nuovo anno, è un appello ai giovani perché siano esigenti e coraggiosi, pronti a costituire una repubblica che sia in qualche modo in continuum con quella dei padri costituenti del 46 e poi fu promulgata il 1 gennaio di 2 anni dopo, nel 48, pronti a costruire il futuro come i loro bisnonni che 80 anni fa diedero vita all'Italia repubblicana. Nel suo 11° discorso di fine anno alla Nazione, il quarto del suo secondo mandato al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda fin dall'inizio le abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, con la distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori. Ma anche la devastazione di Gaza, sulla striscia dove si combatte una guerra fratricida dei tempi dell'intifada tra Israele e Palestina e dove gli neonati al freddo muoiono assiderati. Di fronte a tutto questo, il j'accuse mosso da Mattarella è il desiderio di pace, che è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi lo nega perché si sente più forte. E dunque si chiude un anno non facile, tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni, dice, e come sempre speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta al dialogo, alla pace, è l'esordio così del Capo dello Stato, ma la pace, sottolinea, è un modo di pensare, un modus cogitandi, quello di vivere insieme, lontana da qualsiasi forma di hubris, al resto dell'umanità, rispettando chiunque, senza pretendere di imporre loro la propria volontà, i propri interessi, il proprio dominio. In questo senso Mattarella omaggia anche il Pontefice, Giovanni XIV, nel suo appello di disarmare le parole, dice bisogna raccogliere questo invito, che ogni circostanza diviene pretesto per violenti scontri verbali, per accuse reciproche di cui non conta il fondamento, ma soltanto la forza polemica, la dispolemica, così sic et sempliciter,
non si esprime una mentalità di pace, una forma mentis foriera di ciò, non se ne costruiscono le basi. E dunque il suo discorso durato 15 minuti dallo studio della vetrata ha ricordato come il referendum del giugno del 46, con la ragazza sorridente che sventolava la prima pagina del Corriere della Sera dal titolo "È nata la Repubblica Italiana", ricordava gli 80 anni che ci festeggiano quest'anno, quando gli italiani furono invitati a scegliere tra la forma repubblicana e quella monarchica che era allora in auge. Ma è impegnante il significato di questo messaggio, perché allora ci fu l'estensione del suffragio universale, il voto anche esteso alle donne, così ebbe un carattere democratico indelebile, la piena parità, una sintesi di valore, una sintesi di alto valore, mentre la dialettica politica si sviluppa tra convergenze e contrasti anche molto forti, ma non ha tanto parlato di questione internazionale nonostante i tempi belligeranti, ma soprattutto dell'alleanza nazionale nel cuore anche dell'Europa, dopo i trattati di Roma del 57, con la nascita della Comunità Economica Europea, primo nucleo dell'attuale Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica, della NATO, che hanno coerentemente rappresentato e costituiscono le coordinate della nostra azione internazionale. E poi la coesione, i giovani, quelli come me, che si hanno difficoltà a trovare casa, se si è in coppia, così il profilo dell'Italia con il piano casa, il servizio sanitario, decisiva la conquista della sociale, preservare di fronte ai cambiamenti di ogni tempo questa necessità, è una storia di successo. La coesione sociale, e vado a concludere, riflettere su ciò che insieme abbiamo conquistato è la premessa per poter guardare al futuro con fiducia e con rinnovato impegno comune. La consapevolezza di questa storia può conferirci forza per affrontare con serenità le sfide e le insidie del nostro tempo. Da qui l'appello finale ai giovani dell'84enne Mattarella: sentitevi responsabili come la generazione che 80 anni fa costruì l'Italia moderna, questa Repubblica, non rassegnate. Gli auguri, buon 2026. Ecco, il Presidente della Repubblica così ha voluto augurare nel suo messaggio di fine anno un anno che sia pieno di fiducia, soprattutto per i giovani verso il futuro, di cercare di poter fare leva sulle nostre risorse per scegliere il futuro, perché ci sia un grazie per i giovani, che siamo il motore del cambiamento. Dunque l'Italia merita un futuro migliore, bisogna puntare su questo e sui valori democratici e liberali della nostra Repubblica. Un tuo commento da Michele Caruso, ancora grazie, buona serata e felice anno nuovo. Ma un discorso, sì, vabbè, le solite cose che dice Mattarella. Detto ciò, non mi pare che esistano guerrafondai che la mattina si alzano e vanno a dire porca vacca, non c'è la guerra stamattina, come facciamo a campare? Diciamo che abbiamo modi diversi di intendere la tutela della pace. Ultima telefonata, pronto, chi è là? Salve Tonino, buonasera, mi chiamo Corrado, mi permetto di darti del tu. Ciao Corrado. Allora, io più che altro volevo chiedere un parere tuo su quello che è successo questi giorni in Italia, ma anche in Europa, cioè durante le feste, cioè durante San Silvestro, di tutti i cosiddetti festeggiamenti. Io più che altro li chiamerei attentati della gente, diciamo, non europea, che lanciava botti, petardi, lanciava varie cose contro le forze dell'ordine, ma anche contro i civili e contro le macchine. Io personalmente, da immigrato, perché io onestamente non sono italiano, sono di origine polacca, io lo reputo uno schifo, ma come altri immigrati come me della stessa mia origine. Rezumie Polska? Czy co? Rezumie Polska? Oczywiście. Tak? I to bardzo dobrze. Ora vuoi troppo, il mio polacco finisce qui, mio caro. Comunque, dimmi. No, comunque, cioè, io parlo a nome mio, però come molti altri miei conoscenti che vengono dall'est Europa e stanno qui legalmente, pagano tasse, pagano tutto, vedendo lo schifo che c'è in giro, onestamente, cioè, sono i primi che si incazzano, sono i primi che stanno per la reimmigrazione.
vabbè, pure io sono un immigrato, però cioè io stando con la ragazza mia, io ho paura di uscire la sera, di andare in giro la sera. A San Silvestro io con la ragazza mia ci siamo rinchiusi dentro un locale per paura di queste persone, ecco, chiamiamole così. E volevo un parere tuo su quello che è successo in Europa riguardo questi ultimi giorni, ecco. Allora, intanto tu vieni da un nobile paese che è la Polonia. La Polonia è un nobile paese che ha dato delle figure importanti a tutto il continente europeo, non ultimo appunto il Papa vincitore del comunismo. La Polonia è un paese che ha saputo, lavorando duramente e con dignità, costruirsi un buon futuro e rappresenta uno dei baluardi della democrazia e della sicurezza di questo continente. Quindi questo per dirti che cosa penso io della Polonia e dei polacchi. Detto ciò, aggiungo un'altra cosa. Vedi, tu dici sono un immigrato, tu sei un europeo, esattamente come me. Siamo bianchi, cattolici, condividiamo una cultura, condividiamo persino una lingua, perché anche il polacco è una lingua letteraria, nata un po' sulla falsariga dell'italiano con la Divina Commedia. Questo non lo dico io, questo me l'ha detto l'ambasciatore polacco in Vaticano quando ho avuto il piacere di conoscerlo una decina di anni fa. E poi che altro? Noi condividiamo tutta una serie di valori. Tra questi valori c'è anche il fatto di non andare a fare casino nel paese che ti ospita, ma di integrarti. Mio padre aveva tanti amici polacchi in Canada. Ne ricordo uno su tutti, Peter Krajewski, come l'elemosiniere di Bergoglio. Ecco, ed era tutta gente che lavorava tosto, faceva la sua parte, non disturbava e si costruiva un futuro migliore e si integrava. L'esempio è quello, lo avete dato, lo abbiamo dato. Poi ci sono altri che non condividono la nostra cultura, non condividono la nostra impostazione anche cattolica o comunque cristiana, le nostre radici, che fanno casino perché sentono un sentimento di vendetta contro l'Occidente che subisce passivamente tutto questo e che forse avrebbero bisogno di essere remigrati o più che altro dobbiamo ripensare le basi dell'integrazione in questo paese e in questo continente. La pena qual è? Scomparire, come ha detto Trump nel suo report sull'Europa di fine anno. Ecco tutto. Va bene, grazie. Noi abbiamo finito per questa sera. Ci salutiamo con le orme Radio Felicità del 1976. Corrado, continua a seguirci, mi raccomando. E soprattutto noi ci ritroviamo domani alle 8. C'è il grandissimo Pier Vittorio Scimia con la rassegna stampa liberamente e poi la prima puntata del 2026 del Garage dell'Alfista. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.